Rieccoci, c'è una telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, dove chiama signora? Da Padova. Sì, dica. Allora, è chiaro che l'Expo sì, è una grande opportunità e speriamo che riusciamo a fare le cose come sappiamo farle noi veneti, bene o abbastanza bene, però il primo Expo, che io non mi do pace e anche altre persone, è che non si riescono più a trovare i nostri meravigliosi prodotti agricoli italiani. Abbiamo delle eccellenze, addirittura 86 tipi di fagioli, e ormai si trovano solo prodotti cinesi, comunque esteri, sia nel biologico sia nella filiera normale. È allucinante. Lei provi, sfido, a trovare, che so, frutta secca, uvetta passa che non sia turca, fichi secchi che non siano turchi. Cioè, ma scherziamo che qui li buttiamo via i fichi? Cioè, cosa, come, perché non riusciamo più a trovare le nostre grandi eccellenze italiane? Già noi qui, cioè non c'è, il primo Expo è l'Italia. Non capisco perché dobbiamo mangiarci quelle schifezze o non schifezze estere e non riusciamo a avere nei nostri filiere, nei nostri negozi, mercati, supermercati, ripeto, biologici o no, dei nostri prodotti. Io credo che il primo esportatore, fra virgolette, il primo consumatore deve essere l'Italia, perché continua a mandare tutto all'estero, le cose buone, Sì. e qui si trovano le schifezze estere. Certo. Nonostante, credo, appunto, sottolineo ancora una volta, l'Expo grande, ma se non riusciamo a tenere i nostri prodotti che sono eccellenti in Italia. Ai noi. No, infatti chiarissimo signora. Ecco, Grazie della sua osservazione, grazie. Ecco, la signora ha detto una cosa importante, noi la riprenderemo anche domani con degli altri ospiti, però è vero, io vengo da un viaggio recentissimo nel sud della Spagna durante queste festività e sono rimasta piacevolmente stupita dal fatto che a parte che i prodotti spagnoli, almeno in loco, sono straordinari, sono buonissimi, che dici la Spagna sono buonissimi, e che mangi locale, cioè mangi veramente l'olio d'oliva locale, il vino locale, tutto locale, a prezzi buonissimi, mentre noi se vogliamo mangiare locale, come dice la signora, non possiamo mangiare locale perché costa troppo e tutto. Ho sentito un'intervista recentissima su una radio nazionale dove un imprenditore, produttore, anzi su una televisione nazionale, produttore di mozzarella del sud Italia, diceva io le mie mozzarelle fatte con il latte vaccino locale non le posso vendere nel territorio perché mi costa talmente tanto che l'unico acquirente sono dei francesi e dei tedeschi. Ti piange il cuore. Ho chiamato un'impresa locale che produce un prodotto specifico locale, straordinario, non dico niente per non fare pubblicità, eccetera, lo deve esportare anche quello all'estero perché deve venderlo a un prodotto a un prezzo talmente alto che nessun italiano, pochissimi italiani, i veneti, lo comprerebbero. E quindi, perché? Perché gli costa una marea di soldi, la manodopera, le tasse, tutto questo discorso qua. Però questo è il problema, ma è mai possibile che con l'Expo che abbiamo adesso, anche in Veneto, non si dia un'opportunità con tutta questa gente che speriamo che venga, di anche internazionalizzare va bene, però anche portare qui un consumo e quindi riportare alla luce queste specie, tutti questi fagioli che ci sono e che non vadano via, le giuggiole che non se ne vadano da un'altra parte, che restino qui, faccio l'esempio banale, assurdo, però di fatto il succo di giuggiole se ne va all'estero, cioè lui resta... Il contrario di quel che succede in Spagna che si sta riprendendo. È mai possibile? Ma Domandona. allora, purtroppo è possibile per tanti motivi. Uno dei motivi, secondo noi, principali è proprio che il Veneto di fatto non sa promuoversi. E per questo forse è una anche delle cose che ha spinto di più a dire cavoli, facciamo qualcosa per questa Expo e facciamo questo Expo Veneto, vediamo di promuovere i nostri... valorizzarli di fatto, farli conoscere, perché come diceva qualcuno noi cioè la signora dice questi fagioli non li trovi perché anche nessuno li comprerebbe, tutti chiedono i borlotti perché i borlotti è il nome che si conosce e viene da prendere, giusto? Sì, Questa sì, è ma è una proprio un ragione. discorso di comunicazione, siamo sempre lì sull'ambito del far conoscere che esistiamo, che facciamo delle cose. Noi abbiamo quasi, non dico il copyright, ma parlo come Veneto, del bello, buono e ben fatto, no? Le famose 3B. Che quando le aziende o le persone conoscono questo tipo di prodotti di fatto lo riconoscono, ma non sappiamo comunicare, non sappiamo far sì che l'azienda, anche la piccola azienda che produce questo tipo di prodotto possa farsi conoscere all'estero.
Ed è per questo anche che il progetto Expo Veneto tende a portare anche le piccole aziende su una logica di internazionalità. Proprio di dire, ok, pensate che c'è il mondo fuori che vi deve conoscere, perché voi fate dei prodotti di eccellenza. E dovete crederci che è importante farsi conoscere. E dovete investire, di fatto. In questo caso non è richiesto un investimento su Expo Veneto, ma investite su voi stessi, investite sulla vostra azienda. È un cambio di mentalità. Deve essere un cambio di mentalità, cioè il fatto che poi magari lo riprenderemo anche alla fine, ma il progetto Expo Veneto non è un progetto che è legato a doppio filo all'Expo di Milano per il periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre, ma è un qualcosa che serve soprattutto anche per il dopo. Perché Milano finirà il 31 di ottobre 2015, ma questo progetto qua deve rimanere proprio perché deve rimanere questa consapevolezza per quanto riguarda le aziende di continuare a promuoversi sul territorio verso l'estero, ed è per questo che il portale è stato fatto in 25 lingue. Ma può essere anche un'occasione per tirar fuori i nostri prodotti per noi, per il nostro territorio? Cioè dovremmo mostrare il meglio di quello che la terra offre. Come si diceva, vale sia per l'estero ma vale anche per noi stessi. Certo, è un lavoro che deve essere fatto come autovalutazione delle aziende, autoconsapevolezza delle aziende stesse. Il mercato, cioè il mondo è questo, è fatto a 7 miliardi di persone, logicamente non è che possiamo pensare noi di dire semplicemente che ci siano certe cose solo perché ci sono, bisogna comunicarle. Cioè ci sono un sacco di sistemi adesso per comunicare, no? Svegliarsi, insomma. Bisogna svegliarsi, ecco, assolutamente. Mancano pochi minuti alla chiusura. Agenzia per lo sviluppo, è un altro termine che rientra nel sistema Expo Veneto. È proprio forse l'obiettivo centrale più che finale del progetto. Quello di far sì che questo sistema che noi abbiamo cercato che stiamo cercando di far decollare, che di fatto poi abbiamo dei numeri molto importanti che ci danno fiducia in questo, ovviamente sempre supportati dalle associazioni o d'altro, è proprio questo di fatto. Cioè che questo sistema può essere veramente una sorta di agenzia di sviluppo, perché di fatto cerca di centralizzare, e quindi centralizzando, cercando anche di ottimizzare tutte queste risorse per far conoscere questo sistema anche al di là, come si diceva prima, del 31 ottobre. Quindi deve diventare un'agenzia di sviluppo vera e propria, nel senso che se c'è un'azienda, un imprenditore, una qualsiasi persona che è interessata a un determinato argomento, che noi qui nel Veneto siamo riusciti o riusciamo a fare, perché un'altra cosa che ci viene riconosciuta è che se qualsiasi tipo di prodotto, a parte ovviamente quelli agricoli locali, banane fino adesso perlomeno non siamo riusciti ancora a produrle, ma per quanto riguarda soprattutto le attività manifatturiere, qui nel Veneto riusciamo a produrre praticamente tutto. C'è qualcuno che ha detto che puntando il compasso, facendo un raggio di 25 km, potremmo riuscire a trovare il sistema per fare una bomba nucleare, insomma, concettualmente. Quindi è logico che tutto questo progetto Expo Veneto fa sì che si crei questa appunto agenzia in maniera tale da poter avere in maniera abbastanza semplice, perché di fatto un portale web rende molto facile, diciamo, l'accesso, un qualcosa che rimanga nel tempo e che serve proprio per creare un volano molto... Luigi Brugnaro ha fatto un lavoro eccellente, grazie al suo impegno sull'Expo il Veneto può indicare a tutta Italia una pista utile per la ripresa economica così tanto necessaria. Questo è un messaggio dal nostro telespettatore. E questo è bene sottolinearlo, non lo vuol fare direttamente la persona coinvolta per modestia, però bisogna riconoscerlo indubbiamente. Ecco, un'ultima cosa, proprio dicevamo appunto opportunità di sviluppo, di crescita, ci credete anche voi a questo? Può essere una grande opportunità o noi Italia, noi paese abbiamo preso un po' sotto gamba questa cosa? Allora, che sia stata presa sotto gamba purtroppo è un dato di fatto. Però ciò non toglie che di fatto adesso ci si sta muovendo, insomma, in qualche maniera, perché l'Expo di Milano è una cosa concreta, non è una cosa virtuale e basta. Per cui di fatto sicuramente quello che bisogna crederci è che bisogna continuare a battersi, bisogna continuare a comunicare soprattutto le eccellenze e bisogna anche rendersi conto che bisogna lavorare in rete. Perché un altro dei vantaggi, a nostro avviso, che può portare un concetto proprio di piattaforma quale Expo Veneto, è quella che bisogna lavorare in rete, perché da soli non si va da nessuna parte. Quindi per questo noi cerchiamo anche di coinvolgere le aziende anche nel fare degli eventi, cercando di mettersi proprio assieme. Quindi c'è un'azienda che fa un certo tipo di prodotto che può mettersi assieme a un suo fornitore. Quello che dicevamo prima dei produttori imprenditori agricoli, della situazione. E assieme fare massa critica per poter poi
andare all'estero e proporsi. Per essere più appetibile, insomma, tra virgolette. Per essere più interessante, ma soprattutto per farsi vedere, perché di fatto se sei piccolo, tanto piccolo, di fatto non ti nota nessuno, c'è poco da fare. E quindi bisogna magari salire sulle spalle di qualcun altro e cercare di dare una dimensione veramente di massa, perché il Veneto di fatto ha questo tipo di vantaggio importante. Sappiamo circa quali imprese, aziende venete sono coinvolte all'Expo, quella centrale di Milano? Beh, allora, l'Expo di Milano, a parte diciamo, le grosse aziende che sono la Illy di Trieste, c'è la Came di Treviso, ci sono alcune aziende, però come si diceva per l'Expo, non è una sì. Anche per come il concetto si diceva all'inizio, non è una fiera, è un'esposizione dei paesi, per cui di fatto immaginarsi di dire io vado là, ok, tanto bisogna considerare che là si sta 6 mesi. Ci sono dei costi molto importanti che di fatto... Quindi questo del portale diciamo che è un'opportunità, può essere invece la fiera della situazione? Quella no, che... è diciamo una fiera diffusa sul territorio, cioè quello che è il vantaggio importante, che è una cosa diffusa, nel senso che se la si guarda dall'alto, ma già andando sul nostro sito e andando a vedere che sono gli eventi, c'è una possibilità di vedere quali sono gli eventi anche sinotticamente su una mappa topografica, e quindi di conseguenza si vede già quanti eventi ci sono e si vede che proprio è diffuso sul territorio, ci sono un sacco di pin su tutta l'area che identificano tutti quelli che sono gli eventi magari determinati sotto una categoria. Per cui è questo il vantaggio, di avere una fiera diffusa sul territorio. Chiarissimo. Allora siamo giunti al termine, io con l'occasione, qui stiamo intanto sfogliando in parte le pagine del portale di Expo Veneto, voglio appunto ricordare www.expoveneto.it, il sito dove si trovano tutte le informazioni necessarie, ci sono i vari link, ci sono varie opportunità e poi c'è anche un numero di telefono salvifico per avere il contatto fisico con delle persone che possono dare delle ulteriori spiegazioni per chi vuole entrare, per vuole comprendere meglio anche il tipo di evento, perché poi posso immaginare che un imprenditore anche non abbia sempre a volte la fantasia di capire da quello di cui lavora come creare l'evento, cosa si intende per evento, anche se ci sono degli esempi di qualcuno che ci ha già messo del suo, no? Sì, all'interno ci sono già in linea 160-170 eventi. Ah beh, ci sono già entrati. Ci sono già 800, più di 800 aziende che si sono già iscritte. C'è una scadenza per l'iscrizione? No, la scadenza non c'è, chi prima arriva logicamente fruisce della... Esatto, della maggior visibilità. Grazie Paolo Bettio, in bocca al lupo per questo lavoro importantissimo, grazie a voi di averci seguito e ci vediamo naturalmente domani.